Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 205 Radio DAB. Ospite con noi l'onorevole europarlamentare Aldo Patriciello. Benvenuto. Grazie a voi. Grazie. Allora, lei è uno dei membri del Parlamento europeo con più esperienza. Che cosa ne pensa dell'attuale situazione internazionale? Non ritiene che sia necessario un cambio di rotta che permetta all'Europa di contare di più? Io credo che stiamo vivendo un periodo molto complicato. Purtroppo il conflitto tra Russia e Ucraina, la nuova guerra dei dazi avviata dall'amministrazione Trump, le tensioni del Medio Oriente, sono tutte sfide epocali a cui dobbiamo far fronte in tempi rapidi e con strumenti politici adeguati. Parliamoci chiaro, l'Europa così com'è rischia di stare a guardare e di rimanere in disparte. C'è bisogno di lavorare per una pace stabile e duratura in ogni parte del mondo. Ecco perché noi come gruppo siamo contrari al riarmo. Ecco, a proposito di riarmo, la vostra posizione è chiara ma sembra allo stesso tempo minoritaria nel Parlamento. Come se ne esce da questo? Secondo me dialogando, solo così si trova una soluzione. Tanto è vero che abbiamo sempre votato compatti per quanto riguarda la questione legata alla guerra in Ucraina. Sul riarmo però la nostra posizione è chiara. Crediamo che in una fase politica ed economica delicata come questa che stiamo vivendo, l'ultima cosa da fare è spendere 800 miliardi di euro in armamento. L'Europa è nata dopo la tragedia della seconda guerra mondiale con un obiettivo specifico, mai più guerre. Allora è paradossale che a ricordare la vocazione pacifista dell'Europa dobbiamo essere proprio noi, i cosiddetti euroscettici. La realtà invece è che i padri fondatori dell'Europa avevano ben capito l'importanza di stare ben lontani da qualsiasi conflitto armato. Cambiando discorso, lei si è molto impegnato e speso ultimamente per tentare di cambiare la situazione dei giudici tributari in Italia. Ci spiega brevemente perché e cosa non le piace? Ma guarda, mi sono appassionato a questa vicenda perché la ritengo una vera e propria ingiustizia. Prima di essere un politico, io sono, per chi non mi conosce, sono un imprenditore. So cosa significa lavorare duramente e so cosa significa salvaguardare alcuni diritti per chi lavora. Non farlo è già grave di per sé. Non farlo nei confronti dei giudici tributari, cioè di coloro che lavorano nel nostro sistema giudiziario, ha dell'incredibile, per me paradossale. I giudici tributari italiani sono effettivamente discriminati sia per quanto riguarda lo stipendio, sia per alcune misure di sicurezza sociale. Su questa vicenda la Commissione ha già avviato un'indagine e l'Italia rischia la procedura di infrazione. Ma al di là di questo aspetto, io credo che sia necessario agire come sistema Italia, che non deve essere sempre l'Europa a dirci cosa fare, ma dobbiamo fare noi cosa fare e cosa portare avanti. Ecco, in qualità di membro della Commissione Salute, di recente si sta occupando molto di inclusione e dei diritti delle persone affette da disabilità. Ci può dire a che punto siamo? Sì, sono stato in queste settimane correlatore per il dossier sulla strategia europea per i diritti delle persone con disabilità, che tra l'altro abbiamo votato proprio oggi un provvedimento a tal proposito. In tutta Europa le persone con disabilità incontrano ancora notevoli ostacoli in materia di servizi sanitari, istruzione superiore e sviluppo delle competenze, come pure ostacoli al godimento
tenori di vita adeguati. Per tale ragione abbiamo adottato stamattina questa proposta sul tema finalizzata ad affrontare in maniera ambiziosa le carenze esistenti in settori strategici quali l'occupazione, lo sviluppo, l'istruzione, la non discriminazione, appunto, l'accesso alle cure. Abbiamo cercato in particolare di concentrarci su chi vive in contesti geografici più periferici e riscontra ulteriori complessità nell'accesso all'assistenza sanitaria di cui avrebbero bisogno. Abbiamo chiesto misure ulteriori a favore di chi non ha un supporto familiare adeguato, o purtroppo non l'avrà a lungo termine e che si trova a dover fronteggiare le difficoltà quotidiane da solo. Abbiamo messo al centro del dibattito il tema della salute mentale, delle persone colpite da disabilità e delle loro famiglie al fine di pervenire, mediante attività di ricerca innovativa e personalizzata, a miglioramenti graduali ma efficaci. Per questo, unitamente a tutti i colleghi del nostro gruppo, contribuiremo anche nel dibattito in plenaria per sostenere e migliorare un testo che sicuramente può e deve essere migliorato. Ecco, poi l'Italia ha ufficialmente aderito all'Alleanza dell'Unione Europea sul nucleare. Dopo 2 anni come membro osservatore, il nostro paese è entrato a far parte del gruppo ristretto di Stati membri dell'Unione Europea che considerano l'energia nucleare come una risorsa fondamentale per la decarbonizzazione e il raggiungimento dell'indipendenza energetica. Cosa pensa di questa decisione e quali cambiamenti dobbiamo aspettarci? Sono decisamente favorevole. Finalmente il nostro Paese potrà partecipare attivamente alle discussioni all'interno dell'Unione, accedendo più facilmente ai finanziamenti europei destinati ai progetti nucleari e accelerando lo sviluppo dei piccoli reattori, cosiddetti mini reattori nucleari, che sono modulari per la produzione di energia nucleare di ultima generazione. Questo ci fa stare tranquilli e ci fa guardare la prospettiva di sviluppo. Ok, grazie allora all'onorevole Patriciello per il suo contributo e buon proseguimento, buon proseguimento sul canale di Radio Libertà. Grazie. Qui Europarlamento. Un nuovo modo per sostenere la tua radio.